Non è il consumo del vino, ma l'abuso della bevanda il fattore di rischio. È il principio su cui si basa la modifica sul piano di azione anticancro approvata ieri a tarda sera dall'Europarlamento. Marcia indietro di Bruxelles, dunque. Non ci saranno più riferimenti al cancro nelle etichette di vino prodotte in Italia. Le modifiche al Cancer Plan trovano piena soddisfazione delle associazioni di categoria, secondo le quali la decisione va verso l'equilibrio e il buonsenso. È stata una decisione saggia, dico io, non doveva secondo me neanche andare in discussione una cosa del genere perché non è sicuramente una bella pubblicità per il vino. Niente più bollino nero, solo raccomandazioni che invitano ad un consumo responsabile. Con il bollino nero avremmo avuto una riduzione di consumi prevedibile di un 10%, però sarebbe stato catastrofico, penalizzante e del tutto insensato. Esulta anche il consorzio Prosecco di OCG che solo l'anno scorso ha venduto 104 milioni di bottiglie, più 13% di vendite per un valore di 600 milioni di euro. Sarebbe stato un grossissimo problema quello di applicare un warming sulle nostre etichette e in questo caso avrebbe davvero creato confusione nel consumatore. Battaglia vinta sul fronte dell'etichetta, ora le preoccupazioni si spostano per ciò che dirà la Commissione europea a riguardo del Prošek croato. Da domani iniziano i confronti a Strasburgo dopo che numerosi dossier sono arrivati dall'Italia. E a questo punto attendiamo fiduciosi un responso. I tempi oramai sono maturi e chiediamo all'Unione Europea che comunque prosegua un lavoro di tutela, un lavoro che per noi anche sul fronte del Prošek sarà importantissimo non solo per il sistema vino italiano ma anche per quello europeo. Perché creerebbe un precedente non solo al Prosecco ma a tutti i prodotti che nascono nei territori e portano il nome del territorio, perché dobbiamo ricordare che Prosecco non è un vitigno, non è un'uva, ma è un territorio. Allora a quel punto discutiamo anche del Barolo, del Chianti, dello Champagne, di Bordeaux, di Borgogna, che rappresentano comunque dei territori e ne portano il nome.